Buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti nelle Dolomiti Bellunesi. Ci troviamo ai piedi dello Schiara, abbiamo lasciato la macchina in località Case Bortot e l'obiettivo di oggi sarà quello di arrivare al rifugio Settimo Alpini, fare un giro ad anello che concatena 3 ferrate, la Zacchi, la Berti e la Piero Rossi, fino alla cima dello Schiara. In base allo stato psicofisico in cui saremo, dormiremo a uno dei 2 bivacchi che abbiamo lungo il nostro itinerario delle 3 ferrate che concateneremo. Oggi sarò in compagnia di Margherita, Lorenzo e un altro amico. La giornata è piuttosto bella, quindi mettetevi comodi, buona visione. Benvenuti sul canale intanto con Matteo e sempre Lorenzo. Saluta LOL, eccolo qua. Ciao. È un nuovo amico che si chiama Matteo, eccolo qua. Sanitario, lui è infermiere. Il bidet. Quindi siamo in una botte di ferro. Dopo oggi non puoi andare mai niente. Ecco, l'ha detto. A dopo. I can feel the music play. I don't got no plans to stay. All I'm gonna do is sway, rocking out away. Cause I tried to find somebody, someone to call my own, but baby don't need nobody. I'll dance on my own, dance on my own. Dai Marga che ci siamo. Yes. Someone to call my own, but baby don't need nobody. I'll dance on my own, dance on my own. Dopo 8 km siamo arrivati al rifugio Settimo Alpini, che è anche un localetto invernale. Com'è? Madonna. Ah, wow. Sono palcato. Bene, se la Marga non ce la sentiamo, veniamo qua a posto. Bene, dopo esserci fatti una barretta qua a rifugio Settimo Alpini, iniziamo a fare il sentiero che ci avvicina all'attacco della prima ferrata di oggi, che è la ferrata Zacchi. Buono, siamo arrivati all'attacco, ci imbraghiamo e partiamo. Questa è la ciurma. Ti stracarichi. Potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete. Che fa culo Margherita. Close your eyes. Close your eyes.
Bene, abbiamo finito la prima ferrata, siamo arrivati alla Gusella del Vescovà. Qua c'è il primo bivacchino del nostro itinerario, ma noi penso che proseguiremo al secondo. Ciò nonostante, andiamo a vederlo un attimo. Adesso si mangia però, buon appetito. Abbiamo deciso di non fermarci qua, ma proseguire per la cima dello Schiara e raggiungere il secondo bivacco sul nostro itinerario, in modo da sfruttare bene la giornata di oggi, che c'è un buon tempo. Domani non promettono lo stesso meteo, quindi sfruttiamo bene la giornata di oggi. A dopo. Perché? Sullo Schiara. Niente. Puzzi troppo anch'io. Bene, lasciamo la cima dello Schiara percorrendo le creste che iniziano a portarci giù di quota, dopodiché andremo in direzione del bivacco Marmol, che è quello che abbiamo scelto per interrompere questo giro d'anello sullo Schiara. Dai, andiamo, a dopo. Bene, abbiamo raggiunto il bivacco, appena arrivati ci siamo sistemati un attimo, quindi ve lo farò vedere domani mattina con calma. Passeremo qua la notte, domani faremo la terza e ultima ferrata per concludere il nostro giro d'anello dello Schiara. Adesso ci rilassiamo un attimo, poi ceniamo e poi andremo a letto perché siamo distrutti. Abbiamo fatto circa 2000 metri di dislivello oggi, però tanta roba. Margherita, cosa mangiamo? Risotto, zuppa e pasta e basta. E domani? No, e domani a pranzo io mi ubriaco. Tutti ci ubriachiamo, Tutti ci perché un ubriachiamo. giro del genere, per ricordarcelo, ci dobbiamo sbronzare. Merita. Sì, mi spiace, ma ci dobbiamo sbronzare. Allora, zuppa Knorr, i porcini, super top. Dai. Guarda che figata però. Portiamo sul canale un grande classico, il riso Scotti, però lo facciamo cucinare a Margherita. Ci fidiamo? Quando bolle butto 12 minuti. Bravissima. Basta. Ci va perfetto. Che posso fare? Dai. Marghe? Buonissimo, però l'ho fatto io. Chiaro. Abbiamo anche il dolcetto qua. Non si scherza mica, eh. Com'è? È un pocket coffee livelli pro. Equilibrato nel gusto. Vero. Caffè, fruttina. Che piace usare ma. Buono. Perfetto. Siamo italiani. Buon, ci vediamo domani, buonanotte. GoPro fuori anche se ci sono un po' di nuvole, ma confidiamo che rimangano basse. Ciao. Was outside to find somebody, someone to call my own. But baby, don't need nobody out there.
dance on my own, dance on my own. I've tried to find somebody, someone to call my own, but baby, I don't need nobody. I'll dance on my own, dance on my own. This own way, this own way, this own way. Dance on my own, dance on my own. This own way, this own way, this own way. Dance on my own, dance on my own. Hey. Buongiorno dal bivacco Marmol. Abbiamo passato una notte abbastanza ventosa, infatti non so se avete visto dalle immagini notturne, c'è stato un parecchio vento e tante nuvole. Abbiamo già fatto colazione, prepariamo gli zaini e con calma faremo la terza e ultima ferrata del nostro giro d'anelli, che è la ferrata Piero Rossi. A dopo! Buon bivacco pulito, ci sono 6 posti letto, un botto di coperte, quindi non si sta male. C'è la possibilità di tirar fuori il tavolo per mangiare, scopa per tenere pulito, un po' di pentolini e un po' di provviste. Adesso partiamo, a dopo. Close your eyes. Bravo. Bene, siamo tornati alla macchina, ci siamo cambiati, adesso andiamo a mangiare qualcosa alla locanda Case Bortot e bere sicuramente un birrone perché siamo distrutti. Giro meraviglioso ma tosto. Sì, meritata. È stato iconico. Ciao Matteo. Ciao, ciao, grazie. Bene, ho salutato i ragazzi dopo il fantastico pranzo alla locanda Case Bortot. Spero che questi 2 giorni sullo Schiara vi siano piaciuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Siamo alla Gusella del Vescovà, che LOL in pratica è? È un cazzo di pietra.